Ciao a tutti, tifosi del Napoli. Come sapete, la nostra squadra sta lavorando incessantemente per migliorarsi e raggiungere nuovi obiettivi. Il mercato è un momento cruciale per costruire una rosa ancora più competitiva, e oggi vi portiamo una notizia che riguarda uno dei nostri giocatori chiave. Prima di iniziare, vi invito a mettere un bel like a questo video e a iscrivervi al canale per non perdervi nessun aggiornamento sul nostro amato Napoli. Parliamo di Mario Rui, il nostro terzino portoghese, che nelle ultime settimane è stato al centro di diverse trattative di mercato. Secondo il portale turco Fanatic, il Beşiktaş sta intensificando i contatti con il Napoli per provare a portarlo in Turchia. Nonostante ciò, Mario Rui ha già rifiutato ben 6 offerte molto vantaggiose provenienti da diversi club. Un segnale chiaro della sua volontà di restare in azzurro, anche se ufficialmente è fuori dai piani attuali della squadra. Il mercato turco chiuderà tra soli 2 giorni, e la situazione sembra farsi sempre più incandescente. Il Beşiktaş, però, non demorde e continua a insistere per convincere il giocatore e il club a trovare un accordo. Resta da vedere come si evolverà questa trattativa nelle prossime ore. Cosa farà Mario Rui? Rimarrà a Napoli per lottare per un posto, o alla fine deciderà di cambiare aria? E voi, cosa ne pensate? Mario Rui dovrebbe accettare l'offerta del Beşiktaş o restare a Napoli? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto, siamo curiosi di sapere la vostra opinione. Non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità di mercato. Forza Napoli, sempre!